Papa Francesco sarà in visita a Venezia il prossimo 28 aprile per visitare il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte e incontrare i fedeli con Monsignor Francesco Moraglia. Studente di 14 anni picchiato a sangue fuori dai cancelli del liceo di Via Bissuola a Mestre. L'aggressione è ripresa dalle telecamere del ragazzo ricoverato all'Angelo. Si riapre il caso per la morte di Bruno Modenese, 45enne di Pellestrina, morto lo scorso settembre per le lesioni riportate dopo il suo ricovero all'ospedale civile di Venezia. Arrestato al Marco Polo un ricercato a livello internazionale per una frode di 160 milioni di euro, a insospettire gli agenti l'atteggiamento insofferente dell'uomo durante i controlli. Oggi a Zelarino giornata di mobilitazione della stampa veneta contro le leggi bavaglio e la tutela della libertà di informazione e il confronto organizzato dal sindacato giornalisti Veneto con l'FSNI. Nuova spaccatura in Consiglio Comunale a Venezia per la creazione di nuovi approdi che collegano la laguna all'entroterra. Per le opposizioni si tratta di un'ulteriore rotta di turismo di massa giornaliero. Martedì grasso si concludono oggi i festeggiamenti del Carnevale 2024 con numeri da record. Silvia Zecchin proclamata Maria dell'anno durante la cena alla Fenice. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con le notizie vi presentiamo come ogni martedì il sondaggio di Ring, il cui esito verrà svelato durante l'edizione a partire dalle 21 questa sera con il nostro Christian Arboit. Parliamo di sicurezza, furti e baby gang proprio oggi a Mestre. Vi daremo conto dopo di una notizia di un'ennesima aggressione a un ragazzino da parte di una baby gang. Quindi vi chiediamo sicurezza, furti e baby gang, più potere ai sindaci, sia allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. L'esito come sempre durante la puntata di Ring a partire dalle 21 sempre su questo canale. Noi cominciamo con le notizie. In apertura una giornata storica per Venezia di poche ore fa, infatti l'annuncio di Papa Francesco che sarà in laguna il prossimo 28 aprile. Sentiamo. Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia. 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto, nel maggio del 2011, la diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede e al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico presieduta dal Santo Padre e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a Roma, ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita a Limina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati, e siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. La gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto. E lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo, sarà un momento di riflessione e davvero importante per la nostra città. Grazie di cuore a nome di tutti. E a proposito di baby gang e violenza, ora passiamo alla cronaca, perché uno studente di 14 anni di Mestre è stato pestato proprio all'uscita di scuola. L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.
accerchiato dal branco da almeno 5 ragazzini, tutti minorenni come lui, qui al liceo scientifico Giordano Bruno. L'hanno picchiato barbaramente con calci e pugni, un pestaggio violento. Ora il ragazzino si trova ancora ricoverato all'ospedale di Mestre per i gravi traumi subiti. La vittima, uno studente 14enne del liceo scientifico Giordano Bruno, picchiato selvaggiamente a sangue per motivi ancora sconosciuti all'uscita da scuola sabato scorso verso le 12. A soccorrerlo alcuni genitori e docenti che hanno assistito al pestaggio di una violenza inaudita. Così nella denuncia della scuola agli agenti di polizia del commissariato di Mestre, al vaglio degli inquirenti, ogni singolo fotogramma dei filmati dell'aggressione registrata dalle telecamere di videosorveglianza del liceo. Hanno ripreso il branco, si parla di almeno 5 ragazzini, tutti con il volto semi-travisato dai cappucci delle giacche che indossavano, semi-nascosto appunto, perché qualcosa si intravede. Pare siano stati già identificati infatti alcuni dei ragazzini, sembra almeno 2, che hanno brutalmente aggredito il 14enne, da tutti descritto come uno studente modello e con ottimi risultati scolastici. Oggi liceo ancora chiuso per gli studenti per via delle vacanze di carnevale. Tra i presenti professori e dirigente scolastico che però non hanno voluto commentare tale aggressione, nonostante l'intero corpo docente del liceo sia da tempo impegnato proprio sui temi della prevenzione contro bullismo e baby gang. Si riapre il caso per la morte di Bruno Modenese, 45enne di Pelestrina, morto subito dopo il suo ricovero all'ospedale civile. C'è una nuova svolta nel caso aperto dalla morte di Bruno Modenese, il 45enne di Pelestrina, deceduto lo scorso settembre a causa delle lesioni cerebrali gravissime riportate dopo il suo ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Gli accertamenti suppletivi disposti dalla procura avrebbero evidenziato la presenza nel sangue di alloperidolo, sostanza antipsicotica che ha un forte effetto sedativo. Di questo farmaco però non c'è alcuna traccia nella cartella clinica acquisita agli atti della procura. 2 quindi sono le ipotesi: o Modenese lo aveva preso a casa prima del ricovero, ma in questo caso dovrebbe essere intracciabile quantomeno la prescrizione, o gli è stato somministrato successivamente in ospedale, ma allora dovrebbe essere stato registrato nella cartella clinica. Va ricordato che nella vicenda risultano al momento indagati un medico psichiatra e 2 infermieri dell'Ustria Serenissima in servizio all'ospedale civile. L'ipotesi di reato al momento è quella di omicidio preterintenzionale, cioè Bruno è morto a causa delle lesioni che gli sono state inferte volontariamente, ma non nel tentativo di uccidere. I familiari di Bruno Modenese, assistiti dagli avvocati Augusto Palese e Renato Arberini, chiedono che venga fatta chiarezza sulla morte del loro caro. Il procedimento penale riguardante la triste vicenda di Bruno Modenese è stato riassegnato al PM d'area, dottor Gasparini, del Tribunale di Venezia. Ora è il momento dell'approfondimento degli accertamenti tossicologici e farmacologici da parte dei consulenti nominati dalla Procura, in contraddittorio con i consulenti nominati dalle altre parti processuali. I familiari di Bruno si fidano dell'attività che sta svolgendo la Procura a tutto tondo, a 360 gradi, per arrivare alla verità, per capire veramente cosa sia successo, ed è un loro legittimo diritto. È stato arrestato all'aeroporto Marco Polo un uomo ricercato a livello internazionale per una frode di ben 160 milioni di euro. L'insofferenza manifestata da quel passeggero in transito all'aeroporto Marco Polo durante i controlli della polizia di frontiera ha avuto l'effetto di indurre gli agenti ad ulteriori specifici accertamenti che lo hanno qualificato come un ricercato internazionale per una frode milionaria. Il cittadino italo-russo, diretto in Pakistan con scalo ad Istanbul, è infatti risultato segnalato dalla Corte distrettuale di Kaliningrado perché in qualità di amministratore di una società con sede in Russia avrebbe omesso di pagare stipendi ed altri emolumenti a 110 dipendenti, oltre a licenziarne altri 200.
La frode per mancato pagamento ammonterebbe a circa 80 milioni di euro, ai quali va aggiunto il mancato pagamento di tributi e l'alienazione fraudolenta di beni societari per un ammontare di altri 82 milioni di euro circa. In attesa di richiesta di estradizione dalla Russia, l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria che, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto l'obbligo quotidiano di firma. Andiamo a Mestre adesso, dove i carabinieri hanno arrestato per detenzione di stupefacente un 32enne nigeriano fermato in via Can Marcello a pochi passi dalla stazione. Già noto alle forze dell'ordine, è stato notato mentre deglutiva quella che sembrava essere appunto una sostanza stupefacente. Portato all'ospedale dell'Angelo, dagli esami è stata accertata la presenza all'interno del corpo di 15 ovuli contenenti eroina e cocaina dal peso complessivo di circa 10 grammi. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie e parliamo di libertà di stampa, perché oggi a Zelarino c'è stata una giornata di mobilitazione appunto della stampa contro le leggi bavaglio e la tutela della libertà di informazione. Chi ha paura delle notizie, non certo i cittadini comuni, non certo i lettori che vogliono essere informati, non certo i magistrati o i giornalisti. Giornalisti, avvocati ed esperti di diritto internazionale a confronto sul diritto di cronaca e la libertà di informazione, dopo l'imposizione dell'Europa di vietare ai cronisti la pubblicazione degli atti sulle ordinanze di custodia cautelare fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il potere ha paura delle notizie, i parlamentari hanno paura delle notizie, i ministri che poco opportunamente rimangono impigliati in intercettazioni che descrivono comportamenti non illegali ma certamente poco opportuni. Loro hanno paura delle notizie. Diverse le voci, i nomi e gli interventi come questo dell'avvocato mestrino Rampinelli, in totale disaccordo con chi sostiene la riforma Cartabia abbia accentrato la comunicazione nella sola figura del procuratore, il quale, ed è un fatto, decide cosa sia o non sia notiziabile, ovvero riveste pubblico interesse, rendendo da un paio d'anni, cioè dall'entrata in vigore della Cartabia, difficile il lavoro di giudiziaristi e neristi. In tutte quelle indagini, quella che viene definita la fuga di notizia o la pubblicazione di un atto che non doveva essere pubblicato, continua ad avvenire, continua tranquillamente ad avvenire. Quindi io questo bavaglio non lo vedo. A Zelarino, giornata di mobilitazione lanciata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per rivendicare la libertà di stampa e a tutela dei riders dell'informazione. Lanciata dalla FNSI a inizio d'anno e che si salda anche non solo con la libertà, indipendenza e autonomia della stampa, ma anche con quello che noi definiamo la dignità professionale, perché uno dei bavagli che abbiamo è anche il precariato, lo dobbiamo dire. Un giornalista che è precario, giocoforza, è un giornalista meno libero. Nuova spaccatura in Consiglio Comunale a Venezia per la creazione di nuovi approdi che collegano la laguna all'entroterra. Immersi nel silenzio della fondamenta di San Giobbe, oggi si possono ammirare anche le cime innevate delle montagne. Ma senza andare troppo lontano, a circa 6 chilometri in linea d'aria da qui c'è il Parco di San Giuliano, per il quale giovedì approda in Consiglio Comunale il progetto di un hub, come si dice adesso, più prosaicamente una biglietteria ed una serie di approdi, da cui far salpare imbarcazioni per favorire i collegamenti tra Venezia e il suo entroterra. Dal Comune dicono che è un servizio per i residenti. Noi abbiamo motivi di dubitarne perché allo stato attuale l'unica linea in esercizio è una linea privata a cui stiamo dando facoltà di edificare una biglietteria di 400 metri quadri e alle spalle ci sarà un parcheggio di 2 ettari per le automobili, non pensiamo che sia per residenti. Noi quando dobbiamo attraversare, come dire, il ponte lo facciamo con comodi autobus e treni in questo momento e oltretutto il parcheggio che ci sarebbe a San Giuliano è un parcheggio privato, quindi in realtà sarebbe alquanto scomodo. L'approdo infatti è previsto qui, tra le placide acque di San Giobbe, in una delle pochissime zone di Venezia non ancora percorse da grossi flussi turistici e dove dovrebbero sorgere altri pontili.
che futuro prevede per questa zona di Venezia tra qualche anno se andassero in porto questi progetti? Beh, un po' come Riva degli Schiavoni, dove l'ex caserma Cornoldi è diventata una camera a gas perché ci sono lancioni, barconi che effettivamente stazionano attendendo di poter scaricare o caricare passeggeri. La nostra paura è che si verifichi qualcosa di simile. Ecco la Riva degli Schiavoni, una delle passeggiate più eleganti di Venezia, a 2 passi da Piazza San Marco. Sono le 18 dell'ultima domenica di Carnevale. Migliaia di turisti giornalieri fanno la fila per venire caricati in decine di lancioni che li riportano ai luoghi di soggiorno attraverso approdi realizzati qualche anno fa. Io come residente devo dire che sono abbastanza spaventata. Questo è un progetto che ogni tanto riemerge. Mi fa paura un pochino il fatto che la Giunta in questo momento voglia arrivare alla realizzazione di 2 pontili probabilmente così grandi, così impattanti, prevedendo un'utenza che è rappresentata prevalentemente da turisti. Un grande successo anche quest'anno per il Carnevale veneziano 2024 e con il Martedì Grasso si chiudono così i festeggiamenti. Vediamo. Silvia Zecchini è stata proclamata lunedì notte Maria dell'anno per il 2024. 20 anni di Noale, studentessa della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, è stata incoronata da Maria Grazia Bortorato, presidentessa della Festa delle Marie, evento rilanciato dall'indimenticabile regista Bruno Tosi. Durante la cena di gara alle Sale Apolline del Gran Teatro La Fenice è stata premiata come Maria più votata dei lettori anche Yolanda Gaion di Marghera, 18 anni. Il Carnevale 2024 spara così i suoi ultimi coriandoli e oggi pomeriggio le Marie sono state presentate in Piazza San Marco, accolte da un bagno di folla, in testa la vincitrice con un bellissimo vestito dell'atelier di Pietro Longhi. Non mi ero prefissata di riuscire ad arrivare a questo traguardo, di tagliare questo traguardo, e magari potrebbe sembrare un po' banale, però io già da prima di vincere ho pensato che nonostante sia scontato ringraziare, essere cordiale con le persone, salutare, ho imparato che in realtà bisogna dar voce, dar significato a ogni piccolo gesto. Un'emozione grandissima, io scrivo e quindi sono felicissima e sono felicissima. Per me è un segno a continuare a scrivere. Si sta per chiudere un carnevale di grande successo nonostante l'inizio anticipato già a fine gennaio. Primi bilanci con Fabrizio Doria, direttore di Vega, società braccio operativo del comune che ha organizzato questa edizione, e già si pensa al 2025. La programmazione non sammarcocentrica ha permesso di avere una città più fruibile, di avere una proposta su tutti i campi. Anche le manifestazioni in terraferma come le sfilate di Carridi, di Apiave e di Zelarino hanno avuto un successo, e questo tipo di proposizioni fa sì che non ci siano assembramenti solo nel centro storico, ma che ci sia un'offerta in tutto il territorio. L'appuntamento è per l'anno prossimo, dal 14 febbraio al 4 marzo 2025. Ora il meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Si rinnova l'alta pressione che farà sentire i suoi effetti regalandoci una giornata di bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 14 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino in pianura probabili riduzioni della visibilità localmente persistenti. Temperature stazionarie, le minime saranno comprese tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per nubi medio-alte. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui un'alternanza tra sole e nubi, ma con ampi spazi di cielo sereno. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.
Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.